Eccoci insieme cari telespettatori, l'ennesima puntata in collaborazione con Confcommercio del Veneto e quindi l'ennesimo appuntamento per conoscere bene il nostro territorio sotto diversi punti di vista, soprattutto attraverso chi vi lavora, ci opera, lo arricchisce in qualche modo. E allora protagonisti immancabili naturalmente Edison Mariva, consigliere delegato di Confcommercio del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben ritrovata. E ben arrivato qui in studio, l'abbiamo conosciuto attraverso la ricetta di 2 settimane fa, adesso abbiamo Matteo Toniolo in carne e ossa, che è non solo titolare dell'MD di Vigonza, che è questo bar-ristorante un po' innovativo con panini straordinari, ma anche consigliere di presidenza dell'APPE, di Consiglio di Presidenza dell'APPE e vicepresidente del Comitato Imprenditori Giovani della Camera di Commercio di Venezia. Di Padova. Di Padova, ecco, infatti. Allora, pensavo a Venezia, stavo pensando già alla ricetta che va invece in provincia di Venezia. Allora, Edison Mariva, cosa dici? Incominciamo subito con la ricetta o diamo qualche attacco alla realtà quotidiana? No, è l'ora giusta, la ricetta. Perché l'attacco alla realtà quotidiana stavolta sarà massiccio. E allora andiamo proprio nella zona di Eraclea, una zona veramente straordinaria, dove adesso poi che la stagione anche si fa più piacevole, incomincia la primavera, insomma, può essere piacevole andare a fare anche delle belle passeggiate, escursioni in bicicletta, c'è la zona lagunare, poi naturalmente d'estate, vabbè, parla da sé. Nella zona di Eraclea ci sono tantissimi locali, ci sono delle persone straordinarie, come abbiamo conosciuto anche nelle altre puntate, che valorizzano il territorio. E allora trasferiamoci a scoprire la ricetta, naturalmente sempre dalla sede dell'Università del Gusto di Creazzo in provincia di Vicenza. Vediamola. Buongiorno, sono Andrea Vecchiato, ristorante La Tavernetta, Cittadella di Eraclea. Siamo dietro Jesolo, sulla strada che porta a Caorle, un paesino sperso nella campagna veneta tipica, lungo un fiume che si chiama il Brian, che una volta portava allo zuccherificio, quindi con del passaggio dei barconi, dei burci. Presento una ricetta con prodotti tipici, proprio tipici della mia zona. Cominciamo con un luccio pescato nel canale purtroppo da dei pensionati, perché non esistono più dei pescatori che possono permettersi di vivere con questo tipo di pesca. Una farina bianco perla che fa un mio amico, così un contadino, diciamo per passione, raccolta, seminata, raccolta a mano, macinata a pietra, quindi abbiamo una farina molto grezza, molto croccante, che si sente in bocca, al contrario di quelle che si trovano in giro, che abbiamo una farina molto sottile, questo qua. Accompagniamo il nostro piatto semplicemente con un'insalatina di radicchio sempre del territorio, un radicchio particolare, un po' amarotico, che si produce solo in questo periodo qua dell'anno, ma anche il luccio viene solo d'inverno. D'estate non riusciamo perché nel nostro canale non si riesce a pescare. Allora, come vi ho detto, abbiamo un luccio, lo abbiamo preso, vedete, lo abbiamo pulito dall'interiore, lo abbiamo sfilettato, eccolo qua, vedete, lo riusciamo a togliere. Potrete notare, a differenza di altri pesci, abbiamo un luccio a tante più spine, molto probabilmente per quello è un pesce poco commerciale che la gente non mangia. Comunque abbiamo un gusto forte, saporito, un gusto strano, diverso da quello che può essere il branzino, l'orata, i cosiddetti pesci nobili. Allora, nel mio ristorante si mangiano soprattutto prodotti un po' particolari, che curo io personalmente tutta la cosiddetta filiera. Qualcosa d'estate produco anch'io, tipo pomodori, melanzane, produco delle zucche, tutti i prodotti che comunque mi servono nella lavorazione e nella vendita nel mio ristorante. Ecco, vedete? Abbiamo tolto tutte le spine, adesso facciamo dei piccoli trancetti. Ok, vedete? Polpa molto bianca, dopo quando la andremo a assaggiare sarà molto saporita. Okay. Vedete il colore della spina della pelle del luccio è bramata, perché l'acqua è salmastra in un canale. In questo periodo qua c'è anche poca acqua, quindi è un po' giallognola, dovuta un po' che non è proprio limpida perché è poco corrente, c'è tanto, diciamo, fango, quindi prende un po' il colore così. La passiamo, al contrario di tutti che magari si pensa di fare una polenta, la infariniamo con la polenta. Ok? Scaldiamo la padella, mettiamo un po' di sale,
la infariniamo per bene con la farina da polenta. Questa farina un po' grezza, vedete, molto grezza, assomiglia quasi a pan grattato, che ha un gusto un po' particolare. Diciamo che a mangiarla così, se noi facciamo una polenta tenera, morbida, da servire con un piatto particolare, diciamo che forse dà quasi fastidio, potrebbe dar fastidio in bocca perché è molto grezza, però ha un gusto straordinario, straordinariamente straordinario. Non ha un colore bianco, ha un colore un po' giallognolo, si vede qualche puntino ancora di macinatura grezza, raffinata, quindi abbiamo un gusto un po' particolare. Mi permetto di spezzare una lancia a favore della carne del luccio. Diciamo che dicono, questo mi sono documentato, dicono che sia una carne ottima per i bambini, quindi al di là di tutto sì, un po' particolare, diciamo, da servire, da dare ai bambini. Allora qui abbiamo il nostro luccio, vedete, farinato, non con la farina normale 00 ma con la farina da polenta. Prendiamo del radicchietto, vedete, questo si chiama radicchio Verdon, una qualità di radicchio che viene solamente d'inverno. Vorrei farvi notare un particolare che, vedete, che teste che ha. Vedete? Perfetto. Mettiamo in parte. Allora qui abbiamo radicchio, luccio infarinato alla farina. Cominciamo la cottura. Deve essere una cottura molto veloce, meglio usare una padella molto calda, perché? Perché altrimenti la farina da polenta diventa molle, non diventa bella croccante. Noi abbiamo bisogno di fare una crosticina che non dia una panatura, ma deve essere solo una roslatura. Ok? Cominciamo. Perfetto. Nel frattempo condiamo un po' il nostro radicchio. Olio, io uso un olio d'oliva sempre del territorio, possibilmente non del Garda o del Sud Italia, ma uso un olio d'oliva di Vittorio Veneto, fatto sempre da un mio amico che è un produttore. Condiamo questa insalatina, spesso a favore di una semplice insalata. Il 90% delle volte che noi facciamo un'insalata, comunque gran parte della gente che la mette nel piatto, perché non si usa mai impiattare con l'insalatina, ci mettono sull'aceto balsamico. L'aceto balsamico andiamo a mangiarlo a Modena, quindi nel Veneto noi mangiamo solo radicchio. Se vogliamo metterci un buon aceto di vino rosso o di vino bianco, l'aceto del Veneto sarebbe di vino rosso, io parlo delle mie zone, ok? Quindi adesso noi andiamo a impiattare questa insalatina con dell'olio di Vittorio Veneto buono, del luccio, ricetta molto semplice ma estremamente fatta con prodotti locali. Bene signori, eccoci, siamo arrivati al momento che andiamo a impiattare il nostro piatto. Quindi noi abbiamo del luccio del Brian, il famoso canale che passa vicino a casa mia, pescato da cosiddetti dai pensionati che me lo portano così appassionatamente e amichevolmente, assieme ad altri prodotti tipici della zona, arrivati da cortile, le anatre, quelle cose là, un po' di selvaggina, ed il radicchio Verdon che abbiamo tipico della zona. Allora, andiamo a impiattare il nostro piatto, semplicemente.
Abbiamo, signori, un piatto forse tecnicamente poco strutturato, ma abbiamo un piatto di grande qualità con grandi prodotti tipici della mia zona, i quali io ci credo molto, è uno stile di vita che ho io, una filosofia di vita che ho, quindi torno a ripetere, grande materia prima, esclusiva, tipica e poca tecnica. Signori, buon appetito, grazie e vi aspetto a casa mia. Eccoci qua, anche lo straordinario Luccio abbiamo conosciuto, una preparazione molto efficace, certo, genuina. Certo. Cosa ne dice? Ma diciamo una presentazione naif. Questo chef ha anche l'insegnante, quindi è molto bravo nel raccontare le cose. Ha voluto, diciamo, enfatizzare la tipicità estrema dei prodotti. Direi che sicuramente, come anche i suoi colleghi che l'hanno preceduto, ha fatto un impatto positivo e ha soprattutto all'inizio descritto quello a cui a me interessava molto, il territorio in cui opera, perché la cucina è figlia del territorio, la cultura è figlia del territorio, le persone sono figlie del territorio e allora il territorio è quello che la deve fare da padrone. Gli scienziati lo chiamano il genius loci, che vuol dire la caratteristica identitaria del luogo in cui avvengono le cose. Questo è un patrimonio vero del Veneto, un patrimonio su cui anche la politica dovrebbe pensare di più. È un patrimonio che va tutelato, valorizzato e va soprattutto apprezzato ai clienti. Io spero che in questa kermesse, che ormai stia vedendoci quasi alla fine, tra poche settimane finiremo, ecco, questo messaggio resti, no? Abbiamo cercato di toccare tutti i territori del Veneto, splendidi, abbiamo usato professionalità diverse, abbiamo anche fatto un'escursione sul pranzo di mezzogiorno e qui abbiamo il protagonista che, come dicevamo l'altra volta, è una fase critica della ristorazione, cioè bisogna saperlo affrontare bene, come ci ha fatto capire che sa fare lui, perché dar da mangiare alle persone in 15-20 minuti non è con questi piatti, anche se fatti rapidamente, che risolve il problema. Quindi è un altro mondo e questo la dice lunga sulla capacità professionale che hanno i nostri operatori di sapersi destreggiare nell'arco della giornata. E poi soprattutto devono riuscire a trasmettere al cliente una sensazione di piacere che va al di là della bontà del cibo, è l'atmosfera complessiva di serenità e rilassamento che si deve avere quando si va fuori casa, se no mangio a casa, no? Ecco, ma infatti questa è una cosa molto importante e qui mi rivolgo anche a Toniolo. Il pranzo, per esempio, perché è stato oggetto giustamente, la cena bene o male uno la sceglie, ha tempo di guardare, farsi anche i chilometri, per cui perché non andare alla Clea se è anche distante, eccetera, e poi valorizza chi sa valorizzarsi e proporre qualcosa di interessante. Il pranzo no, perché sei costretto ad andare in un raggio di azione che ti consente il tempo della pausa pranzo e se sei costretto a star fuori a pranzo sei costretto, per cui è importantissimo però la salute della persona, quello che voi che vi trovate in quel territorio sapete o non sapete offrire, preparare eccetera con certi prodotti, contemperando grassi, sostanze nutritive, perché sennò io dopo un anno mi ritrovo che ho dei problemi di salute innegabili, perché per forza per 5 giorni alla settimana sei costretto a mangiare fuori. Puoi variare tra 2 o 3 locali, ma credo che il range d'azione sia quello, no? Certamente. Il pranzo del mezzogiorno è fondamentale perché alla fine intanto dal punto di vista lavorativo poi ci fa star bene o male nel resto della giornata e già quello è un piccolo dettaglio, però l'attenzione che abbiamo posto noi operatori, noi ristoratori nel modificare il pranzo del mezzogiorno dirigendolo in parte verso il mondo del vegetariano, che sta diventando un pochettino in parte moda, in parte necessità. Ma soprattutto anche in seguito a diversi turni di formazione abbiamo accresciuto il nostro livello di conoscenza in maniera tale da poter preparare delle pietanze che siano sicuramente saporite e non sia la pasta in bianco o il riso in bianco come qualche volta accade che uno abbia bisogno di mangiare, ma andiamo un pochettino oltre, riusciamo a preparare qualche pietanza che dia soddisfazione al palato, però ci faccia rimanere non addormentati nell'ufficio, ma poi ci consenta anche dopo 5 giorni di avere
voglia anche magari una sera di andare poi al fine settimana in qualche ristorante, magari ad Eraclea, e non essendo appesantiti da tutto il resto della settimana. Ecco, lei ha detto una cosa importante, perché c'è stata fatta un'osservazione di una mail tempo fa, ma bisogna essere creativi, probabilmente era un ristoratore o qualcosa, chi lo fa per professione non ha tempo da dedicarsi alla creatività, e lei ha parlato di formazione, di diversi step di formazione. Forse questo concetto di formazione non è penetrato tra tutti gli addetti ai lavori, o forse non hanno tempo, perché se uno dice non ho tempo per la creatività, c'è il lavoro che incalza, non pensa alla formazione, però qui ci sono delle lacune, siccome anche lei è nella categoria, bene o male vedo che nell'app, nella Camera di Commercio, l'aspetto, non avevo mai parlato tanto della formazione, però se uno fa l'osservazione vuol dire che gli manca, no? Ma sicuramente l'aspetto della formazione, soprattutto negli ultimi anni, è abbastanza complesso, in quanto all'interno dei pubblici esercizi il numero di addetti è in qualche maniera calato, per cui se prima l'esercente aveva il tempo per sé e per i propri addetti da dedicare a degli aspetti formativi, ultimamente si è certamente ridotto. Quello che si è elevato secondo me è la qualità del livello formativo, perché almeno per quanto riguarda la città di Padova, sotto la guida del presidente, del buon Erminio Alaimo, abbiamo potuto incontrare Alaimo della Laimo Calandre, i quadri, lo Stern, esatto, certo, stiamo parlando del top in Italia, in Europa e sicuramente nei primi al mondo, e sotto la sua guida siamo riusciti ad arrivare a delle persone che ci hanno formato, che forse prima neanche ci avremmo pensato. Parlo di Simone Salvini, per esempio, che è uno chef vegano importantissimo, famoso in tutto il mondo, che ci ha insegnato forse a essere creativi ancor più di prima. Con la verdura nel mondo vegetariano possiamo inventarci tante cose interessanti, non ci fermiamo all'insalata e alla pasta al pomodoro, andiamo ben oltre. Questo sviluppo di creatività poi è un volano che mette in moto dei meccanismi che poi portano a migliorare il nostro stile di cucina. È chiaro che qualcuno rimane indietro, come in tutti i mestieri. Noi, dal nostro punto di vista di esercenti, cerchiamo di migliorare quotidianamente, sia dal punto di vista degli ingredienti, sia dal punto di vista qualitativo, e sia dal punto di vista di poter anche avere un piatto con cui magari anche scambiare una parola con il cliente. Lo chef che abbiamo appena visto di Eraclea ha raccontato di come sia andato a cercare i suoi prodotti. A volte raccontarlo al nostro cliente significa anche dargli una prospettiva un pochino diversa di quello che è la positività del territorio in cui viviamo. E che non esiste solo la GDO, no, sostanzialmente. Assolutamente. Anzi, comunque sulla formazione un'altra battuta: la formazione bisogna volerla fare, e allora la si vuole fare quando è un obbligo di legge o quando siamo veramente interessati e quindi abbiamo una mentalità aperta per fare la cosiddetta formazione volontaria. Anche forse i giovani sono anche più predisposti magari per farlo. Un po' più aperti, ma non farei una discriminazione sull'età, no? È proprio un problema di propensione. Per esempio, se ricordiamo la simpaticissima signora Giovanna, non mi ricordo come si chiamasse, di Feltre, ecco, quella portò la cucina di casa in mezza età nel ristorante, senza grossa formazione, però adesso è arrivata al punto che dice ho bisogno di categorizzare il mio processo, di andare a formazione. Ecco, quella ha fatto un'evoluzione spontanea. Nel nostro paese soffriamo di un'overdose di formazione obbligatoria, perché la nostra burocrazia ha sempre interpretato le norme europee come norme più pesanti che in altri paesi, e quindi agganciando una formazione obbligatoria di titolari e soprattutto dipendenti che sta sottraendo le persone dall'ambiente di lavoro. Ecco, dovremmo trovare un maggiore equilibrio tra formazione obbligatoria prevista dalle leggi e formazione di interesse, così, che dipende, che è anche di natura economica, perché c'è anche un aspetto gestionale, e il nostro amico prima ne accennava vagamente, che è determinante, perché questa è un'azienda che ha responsabilità sociale nei confronti sì del cliente, sì delle istituzioni, ma anche dei dipendenti, deve poterli dare lo stipendio. Allora, se il meccanismo non funziona, salta tutto, e purtroppo loro non possono delocalizzarsi come fa qualche altro imprenditore italiano. Chiarissimo. Allora, questo può essere già un altro modello di sviluppo. Parleremo di altri modelli di sviluppo, quelli che si auspica naturalmente la Confcommercio, quindi per tutti gli addetti ai lavori, commercio, servizi, ristorazione e quant'altro, subito dopo la pubblicità, tra poco.